Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Su Entu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. A Paoli Latino il Museo Azzori offre un nuovo allestimento dopo tanti anni di studio, di preparazione, il paesaggio archeologico, il paesaggio del vissuto antico intorno a Santa Cristina, il villaggio di Santa Cristina, restituisce un vissuto antico che ci testimonia una vita che uomini, donne e comunità hanno vissuto nel tempo. La soprintendenza con il dottor Alessandro Usai, l'Università di Sassari con la professoressa Anna De Palmas e la cooperativa Agricultura con Massimo Muscas hanno lavorato alacremente insieme al comune di Paoli Latino, naturalmente, per la riapertura del museo con un allestimento che oggi vedremo insieme e assaporeremo a vostro godimento. Con Massimo Muscas, il presidente della cooperativa Archiotour, che da sempre ormai ha lavorato da anni alacremente a che il parco archeologico di Santa Cristina fosse quello che la bellezza che è oggi, a disposizione di tutti noi sardi e non solo, e poi oggi il museo. Sì, è un sogno che è iniziato veramente tanti anni fa, anche se tutto sommato sembra ieri, sembra sia passato poco tempo, però di fatto io inizio a contare dall'85 e quindi rimaniamo giovani. Quei 40 sono passati, però l'importante è rimanere giovani, almeno mentalmente, finché si può, diciamo così. Sono passati tanti anni, ma si costruisce tassello per tassello. Erano anni nei quali le realtà museali di fatto non esistevano, era tutto da inventare, tutto da creare, e con grande sacrificio ciascuno ha creato un piccolo mondo, un terziario dei beni culturali che diversamente la regione Sardegna non avrebbe avuto. Oggi abbiamo un patrimonio sparso che dobbiamo grazie a tante piccole cooperative che si sono industriate, tanti piccoli, allora erano giovani, oggi siamo un po' più cresciuti, ma tanti piccoli cooperative che di fatto hanno creato un mondo di servizi culturali nei quali moltissimi ragazzi e moltissime donne e mamme lavorano. Assolutamente sì. Diciamo che c'è stato un percorso che fortunatamente è stato messo in piedi in primis dalle amministrazioni comunali, e poi queste piccole realtà in forma di società cooperative si sono affiancate a loro per condividere proprio un sogno all'epoca. Io ricordo che il nostro primo ufficio, la nostra prima sede fu uno dei muri Stene di Santa Cristina, quindi stiamo parlando di una stanza 4x4. Oggi oggettivamente, anche se pure allora arrivavano turisti dal contesto internazionale, però oggi abbiamo raggiunto i 75.000 visitatori, che sono un traguardo secondo me immenso, perché per un trentennio non varcavamo la soglia dei 40.000, quindi è veramente tanta roba, e possiamo essere fieri del fatto di poter condividere proprio questi gioielli
di famiglia, chiamiamoli così, che oltre al pozzo oggi sono rappresentati appunto dagli oggetti che erano nel pozzo e che sono in questo bellissimo stabile che è proprio il Museo Palazzo Azzurro di Pavia-Lattino. Un museo si crea con lavoro di tante professionalità, delle istituzioni che sanno lavorare insieme. L'Università di Sassari e la Soprintendenza hanno saputo lavorare insieme e insieme a tante professionalità. Cominciamo con la Soprintendenza. Grazie. Dunque, il Museo di Pavia-Lattino nasce da una richiesta del comune di Pavia-Lattino di tanti anni fa, degli anni 60, proprio a seguito degli scavi di Santa Cristina. Il Ministero fin dall'inizio disse: va bene, vediamo di fare questo museo a Pavia-Lattino, perché Pavia-Lattino ha un grande patrimonio. Pavia-Lattino, poi ci sono stati gli scavi dei primi anni del Novecento, insomma, quindi Pavia-Lattino aveva già un nome importante, quindi il Ministero ha approvato questa cosa e con tutto il tempo che è stato necessario si è arrivati a realizzare questo museo, che ha quindi tutta una storia alle spalle. La Soprintendenza ha aiutato semplicemente. Avevamo noi nei nostri depositi i materiali che sono stati portati a Pavia-Lattino, sono stati oggetto quindi di studi, di restauri e questo ha poi permesso l'allestimento. Quindi il nostro è stato un supporto. Abbiamo custodito e fornito i reperti archeologici, i materiali necessari per questo allestimento. Professoressa, io invece una domanda ce l'ho, la più curiosa. Quanti quaderni di punti interrogativi può annoverare lo studio di tanti anni su tutti questi pezzi che sicuramente hanno restituito molte risposte, ma tanti dubbi? Beh, i punti interrogativi sono tantissimi, perché sono nati dal momento che i materiali sono tornati a Pavia-Lattino, sono andati nei depositi e, come appena detto il dottor Usai, sotto la supervisione della Soprintendenza si è iniziato il faticosissimo lavoro di ricomposizione, di sistemazione, di consolidamento. L'ufficio di restauro della soprintendenza, dell'allora soprintendenza archeologica, perché abbiamo iniziato con la soprintendenza archeologica, ha curato i lavori e attraverso appunto degli operatori che hanno lavorato qua a Pavia-Lattino si è realizzato tutto quanto. Alcuni materiali non si è riusciti a ricomporli proprio per l'estrema frammentarietà e perché forse, parlando col senno di poi, troppo tempo era passato dal momento dello scavo. Però diciamo che gli elementi essenziali siamo riusciti a ricomporli e quello comunque è un elemento molto positivo. Il risultato è un museo per tutti. Il risultato è un museo per tutti. Quella è stata un'idea dall'inizio, anche con la progettista, l'architetto Monica Sorti, quella che ha realizzato l'apparato museografico, e ci è sembrato appunto importante voler veramente incarnare quelle che sono anche le direttive del Ministero, dell'ICOMOS, anche di tutti gli organismi internazionali, che il museo possa essere accessibile a tutti. Quando entriamo in un museo, non sempre ci ricordiamo che gli oggetti sono degli oggetti parlanti, raccontano una storia, e la storia è la storia di comunità, di donne, uomini, bambini, anziani, persone di tanta età come noi che hanno vissuto in un'epoca diversa. In questo museo il vissuto che noi andiamo a visitare nel pozzo sacro di Santa Cristina, ma intorno nel villaggio, quello che noi chiamiamo villaggio di Santa Cristina, legato al villaggio di Santa Cristina, ci hanno lasciato delle testimonianze di un vissuto in quel terreno, in quel spazio geografico. Sì, è proprio così. Il museo non deve essere inteso come un luogo freddo in cui sono messe delle cose da ammirare, ma è uno spunto per ragionare e per cercare di inseguire con uno sforzo di immaginazione proprio quegli esseri umani che ci hanno preceduto in questi luoghi. E qui siamo proprio nella sala che racconta, partendo da Santa Cristina e dal Nulario Luguerras,
una serie di fenomeni culturali che hanno segnato la vita degli esseri umani su questa terra. Siamo in un periodo molto lungo della storia della Sardegna, che inizia con i nuraghi, quindi con il nuraghi Lugheres, ma anche con il nuraghi di Santa Cristina, nell'età del bronzo, intorno a 1500-1400 anni fa, ma prosegue per diversi secoli in quella che noi chiamiamo ancora la civiltà nuragica, fino all'età del ferro, quindi fino al 700 a.C., quindi sono circa 700 anni grosso modo di vita di una civiltà che chiamiamo nuragica. Poi ci sono dei cambiamenti, la storia cambia, i tempi cambiano, le genti modificano il loro stile di vita, arrivano anche altri naviganti e mercanti da fuori, la mentalità cambia, ci sono dei periodi che non conosciamo bene, forse di abbandono, forse di profonda trasformazione, e entriamo in quella che è proprio la storia antica della Sardegna, quindi in epoca punica, in epoca romana, in epoca alto medievale. Qui sono luoghi che sono stati frequentati per secoli e secoli fino a circa 700 d.C. o anche più tardi, quindi abbiamo circa 1500 anni di storia, grosso modo. E quindi risulta davvero complicato riassumerla in poche fotografie, in qualche disegno, per quanto si voglia, come dire, zippare, no? Come userebbero, insomma, i più giovani, si voglia riassumere, è sempre molto complicato. Però alcuni elementi, quelli sono uguali in tutti i periodi. Abbiamo paura, abbiamo dei sentimenti, abbiamo dei figli. Certo, cambia la prospettiva con la quale anche oggi proviamo nelle diverse culture, la prospettiva nei confronti, non so, della maternità, della gestione dei sentimenti è diversa nelle Americhe piuttosto che nelle diverse in Asia, piuttosto che in Europa, sono diverse o nell'Africa. Ci sono delle culture che però hanno delle prospettive diverse di sentire, e questo lo dobbiamo immaginare anche nel tempo. Certamente. Diciamo questo, c'è una fondamentale linea di continuità che è la continuità dell'ambiente sardo, dell'ambiente rurale, di un'economia che è rimasta a lungo, un'economia rurale, non possiamo dire certo primitiva, anzi dinamica, anzi articolata nello spazio, nei contatti attraverso ampie regioni della Sardegna, dagli altipiani verso le pianure, le coste e oltre. Però certamente la linea di continuità è quella che è dettata dall'ambiente rurale, dalle nostre campagne, che hanno vissuto e hanno in qualche modo orientato la vita degli esseri umani per tanti secoli alla ricerca soprattutto del cibo, in tempi difficili e in condizioni difficili, però l'uomo cercava di stare meglio, e questo lo esprimeva nella cura delle abitazioni, nello sviluppo di un'economia produttiva e anche di scambi. E poi si manifesta nel culto. Ecco, proprio Santa Cristina e il nuraghi Lugheres in modo diverso raccontano il desiderio, il bisogno di queste popolazioni di credere in qualcosa, di propiziarsi una vita migliore, no? Una certa sicurezza. E questo appunto attraverso il culto dell'acqua prevalentemente nei tempi nuragici, verso la fine della civiltà nuragica, oppure il culto di divinità agresti, della produzione agricola e della salute, e quindi i riti che si svolgevano invece nel nuraghi Lugheres ancora in epoca punica e romana e per chissà quanto tempo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955.
Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Anni di studio, questo è vero, tanti anni di studio. Si è incominciato con gli scavi di professor Azzeni di un po' di tempo fa, che hanno riportato alla luce un pozzo. Il pozzo è famosissimo, noi lo conosciamo tutti, lo conosce chiunque, no? Passa in Sardegna, passa sulla 131, non può non fermarsi al pozzo sacro di Santa Cristina. Per ragioni diverse, magari non strettamente archeologiche, perché ha un carisma tutto suo, ma questo carisma rimanda ad una realtà di un sentire religioso di qualche tempo fa. Sì, allora questo museo in realtà vuol raccontare proprio quello. Vuol raccontare la storia di Santa Cristina, del territorio, del sentire, di come anche la comunità di Paoli Latino sentiva e sente questa importantissima struttura. E noi sappiamo, perché la letteratura archeologica, se uno la studia, la consulta, vede che il pozzo era conosciuto già dall'800 con varie interpretazioni, non tutte, appunto, ora col senno di poi, non tutte corrette, però, come ha detto lei, è Enrico Azzeni che alla fine degli anni 60 mette mano allo scavo, e con delle ragioni anche diciamo d'urgenza, perché si stavano appaltando i lavori della ora 131, però della nuova Carlo Felice, e quindi si trova davanti all'urgenza di scavare questo monumento. E chiaramente noi, in uno spazio limitato come quello del museo, abbiamo cercato di riassumere, di sintetizzare quella che è la storia dello scavo, ed è una storia sicuramente molto, molto bella, molto affascinante, come tutte le storie di ricerca e di scavo, e abbiamo cercato di far vedere quello che è rimasto, nascosto, non certo per la volontà di nessuno, nei depositi. I materiali sono stati a lungo conservati nei depositi, prima a Cagliari, poi sono arrivati a Paoli Latino,
c'è stato un lavoro appunto quasi ventennale di sistemazione di questi materiali e di ricomposizione, un lavoro devo dire molto faticoso perché non tutto era ricomponibile e chiaramente nel museo ci devono essere anche materiali che illustrano la storia del monumento, che danno le indicazioni cronologiche, ma devono essere anche dei materiali comprensibili e quindi noi abbiamo cercato di fare una selezione di questi materiali ed è quella che si vede venendo qui al museo, nelle vetrine e in questo spazio che ricostruisce il pozzo, perché abbiamo pensato che non tutti possono accedere alla profondità del pozzo, perché le scale non sono accessibili, percorribili da tutti e questo museo aveva questo come primo obiettivo, quello di essere veramente un museo accessibile a tutti, comprensibile a tutti e anche in questa ricostruzione piccola però è in scala 1:1 la vasca si è voluto proprio cercare di far vedere anche a chi non può accedere al pozzo quello che è questo monumento. Il monumento è un monumento architettonico, prima di tutto, no? Forse abbiamo parlato anche con il professor Usai della soprintendenza di architetti della pietra. Capivano benissimo come usare il materiale e lo capivano qualche tempo fa, no? Siamo in pieno secondo millennio. Sì, certo, lo capivano, lo sapevano lavorare, ma non hanno, come dire, le comunità che hanno realizzato questa straordinaria opera architettonica non si sono inventati niente, perché se noi andiamo a vedere il passato anche di queste comunità, c'è nella storia una perfezione tecnica per la realizzazione di alcuni monumenti straordinaria. Noi eravamo stamattina in un monumento del territorio, un monumento non, diciamo sì, anche quello un monumento cultuale a suo modo, una tomba di giganti realizzata con una tecnica veramente gemella a quella del Tempio a Pozzo di Santa Cristina, solo realizzata diversi secoli prima. Quindi c'è una tradizione di lavorazione della pietra e appunto diciamo che è chiaro che nella nostra percezione quello di Santa Cristina è una delle massime espressioni. Sì. Anche perché la vediamo esibirci la sua con chiarezza, no? È libera dalla vegetazione, è musealizzata da tanti anni, quindi ne possiamo fruire. Ce la descrive, professoressa? Sì, allora qui abbiamo uno squarcio che ci va a vedere, diciamo, da una visione che nessuno avrà nella realtà, perché noi abbiamo un occhio speciale. Questo è un occhio speciale che dobbiamo immaginarci all'interno del pozzo, come se avessimo un occhio, no, all'interno una finestrella che ci permette di trapassare la pietra. Chiaramente in scala, come ho detto prima, è la vasca, poi chiaramente non lo possono essere le pareti della Tolos nella parte alta per ragioni naturalmente di spazio, né questa visione appunto della scala. E all'interno abbiamo cercato di dare un'idea di materiali in parte che sono stati trovati veramente qui, in parte anche all'esterno, però ci piaceva far capire che all'interno del pozzo ha restituito dei materiali, anche dei materiali molto importanti, e in parte ricomponibili e soprattutto l'interno del pozzo ci dà anche questa dimensione temporale dell'uso del pozzo come luogo sacro, perché nei gradini abbiamo immesso dei bruciaprofumi, dei timiateria che appunto sappiamo che Enrico Azzeni ha trovato nei gradini, quindi probabilmente non nei primissimi gradini, nei gradini intermedi, però sono una testimonianza molto importante di quest'uso nel tempo. I materiali li abbiamo sistemati in una scala temporale che vorrebbe dare anche al primo sguardo l'idea del tempo, di come i materiali sono stratificati nel tempo, quindi come si parte dalle testimonianze più antiche che abbiamo all'interno del pozzo, che sono i materiali di età nuragica, chiamiamoli quindi così. Più antichi numeri, più antichi stiamo parlando del X secolo a.C.,
Ma non siamo in grado di dare una datazione precisa. Così orientativa. Diciamo che noi i materiali più antichi che abbiamo trovato sono quelli dell'età del ferro, quindi una prima età del ferro, quindi sono fatti, diciamo, possono essere del IX, metà del X, VIII secolo, comunque i materiali più antichi sono di questo periodo. Un museo che nasce da dei lavori pubblici. La 131, che alla fine degli anni 60 deve attraversare la Sardegna, deve percorrere il suo tratto che passa proprio attraverso il territorio di Paoli Latino, il Pozzo Sacro di Santa Cristina, il villaggio di Santa Cristina, in realtà una comunità millenaria che si scopre. Questa è la giusta storia, questa è la giusta interpretazione di una sorta di sogno che nasce appunto nei primi anni 70, fine anni 60, primi anni 70, e che ha segnato la storia della comunità di Paoli Latino, ma ha segnato anche la storia di tutte le amministrazioni che dal 1970 ad oggi ci sono succedute. Amministrazioni che hanno cercato in tutti i modi di preservare il bene più importante, che appunto che era il pozzo, ma soprattutto il sogno è sempre stato quello di realizzare un museo che potesse far vedere e far godere tutta la Sardegna delle bellezze che i nostri millenari antenati ci hanno lasciato. Chiaramente qui il Museo dell'Acqua del Fuoco è anche il concentramento di altri siti archeologici famosi di Paoli Latino, famosi non in quanto molti, ma quei pochi sono famosi. Parlo del lago di Nuraghe di Luguerra, parlo delle tombe di giganti di Gorona, di Muraguada. Cioè sto parlando di quelli che sono sicuramente i monumenti archeologici più visti in Sardegna. Siamo stati attraversati anche del ciclone dei giganti e devo dire che comunque sia Santa Cristina regge ancora e assolutamente vuole anche collaborare con la Fondazione Montebramma affinché si possa fare un circuito unico che possa premiare le comunità, ma non solo, ma tutto il territorio sardo. Un filo diretto con il parco di Santa Cristina e gli oggetti che con le comunità, uomini, donne, bambini, anziani, insomma la comunità umana ha vissuto nel tempo e che ha lasciato lì e che oggi gli studiosi hanno ritrovato e trovano una dimensione museale. Sì, ripeto, un sogno di tutte le amministrazioni era quello di poterle esporre queste bellezze e questi reperti che sono eccezionali, non lo diciamo noi, lo dicono gli studiosi. Tante persone hanno partecipato, alcune purtroppo non ci sono più. Cito per tutti il professor Azzeni, che è stato colui il quale ha studiato e scavato per prima appunto il pozzo di Santa Cristina, ma soprattutto una comunità che si identifica in Santa Cristina. Noi festeggiamo 2 volte all'anno, nel villaggio di Santa Cristina c'è il novenario, e per 2 volte all'anno il paese si ritrova lì. Devo dire che negli ultimi tempi, a causa delle nuove scoperte che hanno riguardato i nostri giovani, non è più abitata come un tempo. Ci siamo, diciamo, noi reduci soprattutto degli anni nati negli anni 60 che ancora frequentiamo assiduamente durante appunto le novene. Però devo dire che Paoli Latino vuol dire Santa Cristina e Santa Cristina vuol dire Paoli Latino. I nostri 100 nuraghi non sono 100 perché abbiamo reperti per circa 200 o 300 siti, però chiaramente qui. Questa è la parte archeologica, però ci vuole molta determinazione perché la parte dello studio necessita di un'assistenza amministrativa, di una cocciutaggine, mi permetta signor Sindaco, di una cocciutaggine, della determinazione progettuale, di una determinazione politica a voler andare avanti. Sì, io ho potuto inaugurare questo museo perché sono sindaco dal 2000,
quindi sono 21 anni poi che ho fatto, dal 2010 al 2015 appunto mi sono assentato dall'amministrazione del comune di Polilatino, e devo dire che sì, era uno dei sogni più grandi di qualunque amministrazione. Nel proprio programma elettorale parlava del Museo dell'Acqua e del Fuoco di Santa Cristina, di Polilatino, che però per un motivo o per l'altro, noi sappiamo benissimo come sono certi compartimenti quasi stagno. Parlo di Museo di Cagliari, parlo di sovrintendenza, parlo delle varie fondazioni, però devo dire che abbiamo avuto la collaborazione di tutti. E con l'avvento anche come curatrice della dottoressa De Palmas, ecco, sempre seguiti, devo dire, presi per mano dal dottor Usai, noi siamo riusciti a realizzare questo sogno, con la collaborazione di tante altre persone, sia chiaro. Polilatino, Museo Azzori, che restituisce idealmente un filo diretto fra il Pozzo Sacro di Santa Cristina e la storia degli abitanti che lo hanno vissuto il villaggio, che hanno vissuto le case, gli abitati, i luoghi nei quali hanno coltivato, hanno allevato i loro animali e hanno vissuto sino a quando il tempo ha cambiato la storia di quello stesso luogo, lo ha cambiato nel tempo, dal secondo millennio avanti Cristo sino all'epoca storica, sino a quando si è perso la memoria. Addirittura quel pozzo non era più un pozzo sacro, non era più un luogo religioso, ma era un luogo dal quale attingere dell'acqua. Poi è arrivata una strada, era la 131, erano a fine degli anni 60, primi anni 70, si doveva costruire la grande arteria stradale e gli scavi archeologici hanno fatto gli scavi per la strada, hanno fatto emergere la realtà archeologica. Gli scavi, il professor Azzeni intervenne con uno scavo d'urgenza ed emerse la grande realtà che ancora oggi è a disposizione di tutti noi. Ecco, il Museo Azzori restituisce questo filo diretto all'interno del paese, nel cuore di Polilatino, questo filo diretto fra i luoghi architettonici e gli oggetti che quella comunità antica ha vissuto nel tempo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa.
Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. È tempo di bilanci per Vinitaly 2026 che Telesardegna e Panorama Sardo hanno seguito anche quest'anno in esclusiva tra le emittenti isolane, con l'inviato Umberto Palumbo alla 12ª esperienza alla scoperta della rassegna enologica internazionale di Verona. La 58ª edizione ha chiuso con 90.000 presenze da 135 nazioni, dando appuntamento all'11 aprile del prossimo anno. Protagonista assoluta la Sardegna, presente con 112 realtà vitivinicole, 80 aziende riunite nel padiglione della regione e altre 32 cantine distribuite negli spazi della manifestazione. Valentina Argiolas, veterana della Mostra Enologica Veneta, ha sottolineato la specialità di una edizione accompagnata da tante cattive notizie, soprattutto quelle in arrivo dal Medio Oriente. Diciamo che il tema di quest'anno, più che un claim, sono tutte le difficoltà che ci troviamo in questo momento ad affrontare a livello internazionale. Questa è la preoccupazione più grande. È inutile che poi ci diamo intorno, diciamo che siamo bravi e belli, se poi non riusciamo a lavorare, perché veramente abbiamo ostacoli che noi non abbiamo la forza di superare, né la forza come singoli né la forza come comparto, perché sono problemi più grandi dei nostri. Vinitaly è anche un'occasione per incontrare i buyer, incontrare i rappresentanti, ma soprattutto anche i vostri clienti. Nel resto del mondo com'è la sensazione? Abbastanza simile ovunque, sì, sono tutti un po' preoccupati perché comunque con questa specie di divisione del mondo in due parti e a livello di trasporti l'Asia è poco presente, anche perché ci sarà una fiera a fine maggio molto importante ad Hong Kong, quindi verranno tutti là e sono stati a Parigi. Gli Stati Uniti sono venuti a numeri limitati, anche i canadesi sono molto presenti perché il Canada comunque sta sviluppando un bel mercato, visto che i problemi che hanno poi con i loro vicini di casa. Sì, e questa edizione è un'edizione molto particolare perché appunto vede una situazione geopolitica molto delicata, ma nonostante questo il governo Meloni sta lavorando per aiutare e sostenere gli imprenditori, in particolar modo in questo caso gli imprenditori del settore vitivinicolo.
vitivinicolo. Stiamo lavorando costantemente per anche contrastare i dazi, ma nonostante questo, nonostante un settore che sia comunque in difficoltà a causa dei dazi americani, l'imprenditore risponde. Perché? Perché il prodotto vitivinicolo rappresenta oggi, se vogliamo, quello che è l'eccellenza italiana, è il vero e proprio ambasciatore del Made in Italy. Un Vinitaly che non demorde, possiamo dire così, sull'Italia, sul mangiare sano, il bere sano, ma soprattutto portare avanti il nostro brand. Sì, noi stiamo facendo un grande lavoro di promozione, ovviamente attraverso Vinitaly in questi 4 giorni in manifestazione, ma anche con tantissime attività all'estero dove andiamo a promuovere il vino, che è l'ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Sono davvero tantissime iniziative nei mercati consolidati, dunque negli Stati Uniti, una manifestazione molto importante che quest'anno faremo a ottobre a New York, e poi in Cina, in Sud America, in Europa ovviamente grande mercato di interesse per il mondo del vino, però stiamo facendo anche un grande lavoro per aprire nuovi mercati. Sicuramente l'India è un paese molto interessante, abbiamo già fatto 2 edizioni, stiamo allargando sempre di più l'area, diciamo, di promozione in quel paese, e poi c'è un grande interesse sull'Africa. Sono anni che vediamo un incremento dei buyer in arrivo a Verona provenienti dal continente africano, e dunque abbiamo in programma delle iniziative di Vinitaly anche in Africa, e l'Australia diventa, dopo gli accordi commerciali che ha fatto l'Europa sul taglio nella tassazione in entrata dei vini, diventa anche quello un paese interessante dove andremo a fare delle iniziative di Vinitaly. Chiusura, le chiedo, è soddisfatto? Cosa aggiungerebbe, cosa toglierebbe da questa edizione? Ma noi siamo soddisfatti perché in questo momento di difficoltà dovuto alle guerre, dovuto alle tensioni internazionali, non è facile, diciamo, riuscire a organizzare eventi di questa caratura con l'arrivo in quartiere di stakeholder da 130 paesi diversi, perché sono 4 giorni intensi dove bisogna riuscire a mettere in contatto i grandi buyer con i nostri operatori e riuscire a fare il più possibile chiudere contratti e fare business, e dunque insomma, siamo davvero contenti. Il momento è un momento che sicuramente ci chiama ad affrontare sfide importanti, ma anche è vero che noi siamo consapevoli del valore che ha il vino italiano. Il vino italiano, dobbiamo ricordare che l'Italia è il primo produttore al mondo di vino, ma è quello che ha anche la più grande biodiversità in assoluto nei confronti di qualsiasi altro paese, e allo stesso tempo anche quello che è capace di innovare più di chiunque altro, e dunque anche di portare sui mercati quelle che sono un po' le richieste dei consumatori. E da questo punto di vista, insomma, siamo convinti che l'Italia possa avere delle carte in più da giocarsi nei confronti degli altri paesi, e dunque la nostra visione a medio e lungo termine è sicuramente una visione ottimistica. Tenute Teodoro, un'azienda che ci fa sempre sorridere per il claim San Teodoro, uno dei luoghi più belli della nostra isola. Quest'anno avete portato un nuovo packaging, Cera Sarda in collaborazione con voi ha fatto praticamente delle nuove bottiglie, sempre su quale prodotto? Grazie Umberto per la tua gentilissima disponibilità. Anche quest'anno siamo qui con il nostro claim e con le nostre fantastiche etichette, ma in particolar modo quest'anno, come hai anticipato tu, abbiamo questa partnership creata con Cera Sarda, molto molto bella ed interessante, che è un'edizione limitata, quindi parliamo della Dama e del Cavaliere, sono 2 brand formati da Vermentina e Cannonau, ovviamente parliamo di annate 24 e 23, e abbiamo formato questa famosa storia d'amore dove ha un brand e un packaging dedicato in co-branding con Cera Sarda, e oltre alle etichette numerate sul retroetichetta e anche sulla scatola troviamo la famosa canzone di Non poto reposare, quindi imperdibile, e la potete trovare ovviamente nella nostra azienda, nel nostro sito online, e ringraziamo Cera Sarda per questa bellissima collaborazione. Vermentino di Gallura, campionato, un'azienda storica, anche quest'anno siamo qui, ma qual è la vostra novità? Che quest'anno ci hanno onorato di due premi sul 23 e sullo Junior, ma la novità, abbiamo presentato la vendemmia tardiva che ha un percorso di un mese oltre la vendemmia normale, e speriamo che venga apprezzata e sia di gradimento come gli altri vini e ci faccia fare lo stesso percorso.
Questa edizione c'è stato un grande valore del territorio e voi custodite come se fosse uno scrigno. La Gallura è fondamentale non solo per il vermentino ma per l'enoturismo, ma soprattutto per le aziende. Sì, io sono molto onorato di rappresentare il territorio, soprattutto quello di Arzachena, che abbiamo la vigna a 2 chilometri di Canigione, e con grande onore portiamo questa bandiera a rappresentare il territorio. Un'azienda giovane che arriva da un territorio d'eccellenza della Sardegna, ma soprattutto il vostro prodotto principe su autoreferenze è anche il Cannonau. Esatto, noi siamo una giovane realtà a conduzione familiare, come hai detto tu ci troviamo ad Oliena, che è la patria del Nepente. Il Nepente è appunto il vitigno, il Cannonau, è un nome che ci è stato dato da Gabriele D'Annunzio, quindi la sottozona riconosciuta della DOC Cannonau. In questo Vinitaly siamo molto contenti perché sono state premiate 3 delle nostre referenze, sia il Juntos, che è un Nepente rosato, il Vostè e poi l'Ospes, che è un Nepente riserva, quindi siamo molto contenti di questo traguardo. Ci fa piacere, ricordiamo sempre che bisogna bere responsabile, ma il Cannonau, soprattutto in questa 58esima edizione, si è avvicinato molto ai giovani. Eh sì, assolutamente, è molto bello che diciamo anche dai giovani c'è sempre più consapevolezza, dicono tutti che si beve di meno, in realtà io penso che la verità sia questa, si beve meno ma si beve meglio e quindi questo è molto importante. Noi come distretto cerchiamo di creare una rete alternativa attraverso la creazione di un incontro con giornalisti buyer che gli danno una maggiore visibilità. Questo è importantissimo per loro e per la loro rete di vendita. Al di là degli imprenditori, i consorzi, i distretti hanno gli imprenditori all'interno, ma hanno soprattutto le persone che conoscono il territorio. Questo è fondamentale per l'isola. Sì, assolutamente, il nostro distretto punta proprio su questo, sulla conoscenza del territorio, di quelle che sono le realtà, quelle che vanno valorizzate maggiormente, quelle che ci danno la possibilità di farle conoscere anche all'esterno. Assolutamente, il territorio è una delle nostre prerogative, il distretto rurale nasce proprio per questo, per dare visibilità a tutto il movimento imprenditoriale legato alla terra, all'agroalimentare, ma anche al turismo, a tutto quello che è azione sociale. Sì, diciamo che il nostro percorso è un percorso che vede il vino utilizzato come un ponte per raccontare un territorio. In questo territorio c'è un po' di tutto perché c'è cultura, letteratura, arte, musica e tanto di più. Quindi il vino è proprio un punto di incontro. Dietro un calice di vino c'è l'occasione di scoprire dei buoni prodotti che rappresentano un territorio, ma anche raccontare tutti gli uomini che fanno parte di quel territorio. Il consorzio è anche questo, è raccontare un sistema di imprese che si integrano tra di loro per costruire una rete. In particolare la sua azienda ha sposato quello che è aver ritrovato un vigneto storico dell'isola, il Nuragus, e lei l'ha sviluppato anche in una chiave moderna con gli Orange, è un grande successo anche al Vinitaly questo. Sì, assolutamente, diciamo è stato un po' una sfida, all'inizio un tentativo di recuperare un modo antico di fare il vino, quindi un modo come io lo avevo appreso da mio nonno in casa, un po' approssimato, diciamo così. Oggi sono vini molto interessanti, sono molto moderni, sono molto, molto attuali. Il Nuragus da questo punto di vista è molto interessante perché dopo un periodo di trascuratezza in cui è stato visto come il figlio di un dio minore rispetto a vini come il Vermentino che sono di un altro stile, invece oggi vive dal mio punto di vista almeno una seconda primavera, perché sto avendo riscontri eccellenti da questo punto di vista. Il distretto biologico regionale Sardegna Bio era presente al Vinitaly in uno stand istituzionale della Regione Sardegna per presentare quelle che sono le attività istituzionali del distretto, quelle che stiamo portando avanti in questo periodo dai mercati, dove stiamo dando la possibilità ai produttori biologici di promuovere le proprie
produzioni fino alle fiere che abbiamo in programma in questo periodo, dal Tutto Food di Milano che sarà a maggio fino al Fine Food a Melbourne che avrà luogo a fine agosto, primi settembre. Anche in quell'occasione abbiamo preso un accordo, siamo in sinergia con l'ambasciata d'Italia in Australia e stiamo organizzando un fuorifiera con focus sul biologico sardo. Insomma, una grande opportunità per la Sardegna che stiamo cercando di cogliere a pieno con il contributo della Regione Sardegna. Un altro protagonista di questa edizione è il Vermentino. Voi avete presentato il vostro concorso che ormai è radicato anche in quello che è l'identità sarda. Sì, è l'8ª edizione, la 4ª internazionale. Quest'anno siamo molto contenti perché finalmente tornerà in Sardegna, ma soprattutto tornerà in Gallura la culla del Vermentino il 22 e 23 di maggio ad Arzachena. Appunto ci sarà il concorso e poi il Gran Galà. Siamo molto contenti perché questa collaborazione che negli anni aveva subito qualche rallentamento, quest'anno finalmente ha trovato la sua giusta collaborazione e finalmente riusciremo a mettere tutti quanti insieme sotto un unico grande cappello quelli che sono i protagonisti del Vermentino in Sardegna, in Italia e nel mondo. I rosé che stanno ritagliando un segmento importante per quanto riguarda il mercato di questa tipologia di vino, e poi i 10 anni del maestro Takis, che possiamo dire un'icona dell'enologia italiana e anche sarda, che ha dato un grande contributo anche ai vigneti sardi. 2 eventi importanti, il primo quello dedicato ai rosati, un lavoro, il termine di un lavoro durato anni in collaborazione con l'Agenzia Lavoro, dove sono stati creati dei momenti di aggiornamento, di confronto sia a livello regionale che internazionale, con la visita di territori e regioni dove il rosato ha una grandissima importanza ed è riconosciuto in tutto il mondo. Per la prima volta portiamo al Vinitaly i rosati da Canonau di Sardegna, che sono anche, tra l'altro ricordiamolo, fanno parte della stessa famiglia dei Grenache e quindi diciamo tra virgolette cugini dei più famosi rosati della Provenza. Dei rosati nuovi con un nuovo stile più moderno, nati dalla consapevolezza dei produttori ma anche della professionalità e dello studio da parte dei tecnici sia enologi che agronomi, che hanno portato alla creazione di rosati moderni e sicuramente molto accattivanti per il mercato. Siamo pienamente convinti che questo può essere un'altra delle tipologie che può avere un grande riscontro sui mercati e dove ci può essere una crescita sul futuro, crescita già testimoniata dal 2021 al 2024 con un aumento considerevole delle bottiglie prodotte in Sardegna, con un aumento dei produttori che sono dedicati al rosato e specificatamente al rosato Canonau di Sardegna. Quindi sarà anche questa, crediamo, siamo convinti, un'arma vincente per la Sardegna per il prossimo futuro. Era doveroso a 10 anni dalla scomparsa del grande maestro Giacomo Takis creare un momento insomma, di incontro per ricordare i vini che ha creato in tutta Italia, dando lustro all'Italia intera nel mondo e che ancora oggi sono tra i vini più richiesti e apprezzati in assoluto. È stato un grande, ha regalato tanti insegnamenti anche in Sardegna perché era una regione che amava tanto per la sua natura, per la fierezza anche dei sardi che amava tanto e apprezzava e stimava tanto, e per la materia prima eccezionale che lui ha trovato e ha capito che poteva dare vita a dei vini straordinari. Io mi onoro di essere in qualche modo suo allievo, di averlo seguito per qualche anno e quindi avendo la possibilità di confrontarsi con lui per capire qual è la vera essenza del vino di qualità e il percorso che si deve fare sempre molto, molto attento, molto rigoroso, scientifico per la produzione di vini di altissima qualità. E quindi un momento importante, altrettanto importante perché in questo caso ci sarà un confronto e una collaborazione tra l'enologo che crea il vino e il sommelier che descrive il vino al cliente. Ecco, su questo stiamo lavorando tanto anche come assenologi e siamo convinti che sia anche questo un elemento importantissimo di condivisione perché imparare per noi a conoscere
conoscere anche le modalità per arrivare al consumatore finale sono molto importanti, e per loro approfondire anche la conoscenza di come nasce un vino, di tutto quello che c'è dietro, dalla vigna alla cantina, al pensiero, alle volontà, ai desideri dei proprietari e degli enologi, è fondamentale anche per loro, per aiutarli a comunicare il vino. Non poteva mancare anche un altro prodotto principe della nostra isola, il pecorino romano. Cosa avete creato per questa 58esima edizione? Sì, abbiamo voluto dotare ogni cantina che fosse presente qui nella collettiva della Regione Sardegna di un kit all'interno del quale hanno trovato appunto 3 spicchi di pecorino romano, dei coltellini, un tagliere e un po' di materiale informativo, per fare in modo che insomma anche i formaggi della Sardegna potessero partecipare a pieno titolo a questo evento e in qualche modo aiutare anche nella degustazione dei vini. Un'edizione all'insegna anche dell'aspetto geopolitico, ma la Sardegna come sempre si sta ritagliando il suo spazio non solo commerciale, istituzionale, ma anche di qualità. Sì, devo dire che la Sardegna in questo momento riesce a esprimere delle eccellenze. In questo caso ovviamente esprimiamo delle eccellenze importanti come quelle del vino, ma non dimentichiamo ovviamente tutte le eccellenze legate al mondo della campagna, quindi dell'agricoltura, di tutti i prodotti enogastronomici che la Sardegna riesce a esprimere, e devo dire che il mondo, diciamo, apprezza, e una vetrina come Vinitaly qui a Verona è sicuramente una vetrina importante nella quale appunto si possono apprezzare i sapori della Sardegna. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo molino, nuove farine.
Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. ª edizione del Vinitaly, un fatturato incredibile come negli ultimi 20 anni per quanto riguarda l'Italia e non solo. L'anno scorso si è parlato dei dealcolati, i dazi, come sta nella situazione geopolitica, però dall'inaugurazione del Palexpo ci sono speranze. Ma io penso che mai come in questo momento storico bisogna investire ancora di più su tutto ciò che riguarda sia i mercati consolidati come quello statunitense, che per noi resta fuori dal contesto europeo il primo mercato per importanza, ma anche per quanto riguarda la scoperta di nuovi mercati che noi non possiamo assolutamente trascurare. Penso all'Australia, penso all'India, penso a tutti i paesi che fanno parte anche dell'area del Mercosur, che possono essere sicuramente particolarmente, ripeto, interessanti per quanto riguarda le nostre aziende. In questi paesi siamo riusciti a fare in modo di abbassare la tassazione in ingresso dei nostri prodotti e quindi gli spazi, come dicevamo, si possono riaprire. Ovviamente lo scenario è anche di una forte forma di demonizzazione del settore vitivinicolo, accompagnato ovviamente da interessi contrapposti, soprattutto quello dei superalcolici, che diventano poi cocktail che vengono offerti soprattutto a ragazzi di giovane età, e questo ovviamente è un rischio enorme, perché rischia di essere anche una perdita di carattere culturale nei confronti dei nostri ragazzi rispetto a un prodotto, il vino, che ha una storia sicuramente millenaria. Nei nostri percorsi di Coldiretti Sardegna è un po' lo specchio dell'Italia, ovviamente, quindi il mangiare sano, la contraffazione, le imitazioni e soprattutto il chilometro zero sono battaglie che voi state pian piano conquistando da un punto di vista proprio di impression. Sì, io penso che tutto ciò che riguarda la territorialità diventi un grande valore aggiunto se accompagnato a un ambito turistico, perché grazie al turismo noi ospitiamo persone provenienti da tutti i paesi, da tanti paesi, e quando vengono a vedere la bellezza dei nostri territori accompagnata dalle nostre eccellenze enogastronomiche diventa un volano quando ritornano poi nuovamente nei loro paesi per poter continuare ad acquistare quelli che sono i nostri prodotti. Lo sforzo come sistema e Paese Italia deve essere quello di essere presenti però poi in quei paesi con le nostre eccellenze, quindi sfruttando il tema del chilometro zero interno all'Italia nel far conoscere appunto la territorialità, ma per poi portarlo e offrirlo in tutto il resto del mondo. E grazie anche a queste politiche che siamo riusciti ad attuare in questi anni, nel 2025, nonostante le 1000 difficoltà legate ai dazi, legate alle barriere doganali, comunque abbiamo raggiunto il record storico legato alle esportazioni con un valore vicino ai 73 miliardi. E allora la Sardegna presente anche in questa 58ª edizione, tra un po' andremo ad ascoltare il direttore Saba. Cosa vuol dire a Coldiretti Sardegna? Quando viene a trovarci? Ma io in Sardegna vengo sempre molto volentieri perché è un territorio straordinario, di una bellezza unica, e devo dire che in questi ultimi anni ha fatto dei grandi passi in avanti rispetto a quella che è l'offerta, la qualità dei prodotti e soprattutto una politica che sta uscendo semplicemente dalla stagionalità legata al periodo turistico estivo, ma è un'offerta che viene fatta durante tutto l'anno e che troviamo presente su tutto il mercato nazionale e internazionale, quindi va fatto un grande complimento agli imprenditori sardi e a chi in questi anni ha guidato queste politiche che stanno dando respiro, ossigeno e anche risorse economiche ai nostri produttori. Donne del vino, abbiamo raggiunto la Presidente. Che Vinitaly è stato questo in generale per l'isola? Beh, diciamo che intanto come associazione abbiamo una grande rappresentanza di donne e di donne del vino all'interno delle cantine, negli stand che lavorano attivamente per presentare i vini sardi. Per noi insomma questo è un anno di riconferma e come sempre abbiamo la possibilità di presentare i vini a livello internazionale, di proporre la
la nostra realtà viticola che cresce di anno in anno ed è un punto d'onore per noi. Quindi la Sardegna, diciamo che come ogni anno si riconferma sempre meglio con prodotti sempre più di alta qualità. C'è un avvicinamento dei giovani soprattutto al Cannonau. Questa è un'edizione, a differenza di quella dell'anno passato dove gli argomenti erano i dealcolati e i dazi, quest'anno è la situazione proprio geopolitica, però in realtà il Vinitaly funziona, la Sardegna si ritaglia sempre il suo spazio internazionale. Sì, in effetti la Sardegna sta acquisendo sempre di più una fetta nel mercato internazionale, anche perché noi produttori abbiamo capito che è utile presentare il territorio, ma presentarlo in una chiave moderna, quindi fare dei prodotti che possano essere bevuti dai giovani abbassando un po' le gradazioni, ma soprattutto dando un'identità culturale e facendo conoscere i territori in un modo accattivante per la scoperta appunto dei territori dal mondo dei giovani, da parte del mondo dei giovani, che altrimenti se non conoscessero i nostri territori, non sapessero cosa stanno bevendo, non potrebbero consumare questi prodotti che sono molto legati alle tradizioni, ma che sono fatti sempre di più in chiave moderna. Questo è l'esempio per esempio del Cannonau, un vino bevuto dai giovani, un vino consumato dai giovani, che è lo studio fatto durante tutto l'anno. Come Cantina Puddu abbiamo aderito con un nostro rosso addirittura, che è un nepente di Oliena ma che non arriva a 14 gradi di alcol, e questa è la dimostrazione che da un vino del territorio, da un vino legato a radici molto antiche, si può produrre un prodotto moderno con una visione che va oltre. Cannonau e i giovani, un progetto insieme a tanti partner come Asso Enologi, che è iniziato in Sardegna e oggi arriva anche nella città di Verona. Sì, questo progetto nasce da una consapevolezza molto chiara. In Sardegna produciamo poco, produciamo circa l'1% rispetto alla quantità nazionale, ma se produciamo poco è anche vero che produciamo qualità. Questa qualità è molto ripagata nei mercati internazionali, quindi questo significa che dobbiamo continuare a investire in qualità, in innovazione e anche in posizionamento di mercato, ma sicuramente quello che è emerso è che dobbiamo rafforzare la nostra capacità di comunicazione, di ricerca, ed è proprio da questo ragionamento che è nato il progetto con Asso Enologi proprio 2 anni fa al Vinitaly, con cui abbiamo messo a sistema le imprese, le università e i centri di competenza, e con cui abbiamo ragionato per costruire nuovi linguaggi, perché se è vero che il nostro vino è di qualità, è altrettanto vero che il linguaggio con cui lo raccontiamo spesso non parla ai giovani. Infatti è emerso come i millennials e la generazione Z non rifiutino il vino in sé, al contrario rifiutano i codici comunicativi ritenuti elitari, poco inclusivi e soprattutto poco contemporanei. I lavori di ricerca che abbiamo svolto con l'Università Yulm, con l'Università di Cagliari e lo IED ci hanno dimostrato come i giovani ricerchino autenticità, narrazione, connessione coi territori, dei formati digitali immediatamente accessibili, facilmente fruibili e più contemporanei. Quindi il senso di questo progetto è stato proprio quello. I lavori che abbiamo presentato al Vinitaly in the City sono stati eccezionali, con cui abbiamo messo a sistema ricerca, impresa e creatività per avvicinare i giovani alle imprese e creare dei nuovi linguaggi. Un aspetto che deve accompagnare i nuovi codici comunicativi e che abbiamo sottolineato lungo tutto il percorso è stato proprio il tema del consumo consapevole, perché parlare ai giovani di vino non significa incentivarli al consumo indiscriminato di vino, ma al contrario significa sensibilizzarli all'uso di vino, emanciparli a un uso più maturo, identitario, coerentemente con la nostra tradizione in cui il vino è convivialità, è un pasto condiviso, è un momento di relax, di qualità e di misura.
Quindi se vogliamo questo progetto, se volessimo vedere in questo progetto un senso più ampio, questo progetto rappresenta il futuro dei territori, perché in realtà in Sardegna quando parliamo di vino parliamo di filiera vitivinicola, di produzione, ma anche di paesaggi, di turismo, di ricerca, di innovazione, di export, di occupazione, insomma è una leva strategica di sviluppo. Quando abbiamo deciso di investire in questo progetto l'abbiamo fatto proprio perché Sardegna Ricerche crede che l'innovazione non sia un'innovazione solo di tipo tecnologico, ma anche un'innovazione di tipo culturale, narrazionale. Questo progetto, il Cannonau, il vino giovane, va esattamente in questa direzione, rafforzando la capacità e la competitività delle imprese locali, facendole conoscere i nuovi consumatori, i nuovi bisogni e i nuovi linguaggi. Se potessimo paragonare, rappresentare questo progetto con un'immagine, potremmo rappresentarla con un ponte, perché il vino sardo è già un vino di eccellente qualità e la comunicazione non è nient'altro che un ponte che connette le imprese ai nuovi consumatori. Però noi oggi quello che stiamo cercando di fare con questo progetto è quello di costruire dei ponti più veloci, più fruibili, più vicino ai cittadini, ai giovani, ma sempre saldamente ancorati a quelle che sono le nostre tradizioni. È stata una bellissima esperienza perché in fiera abbiamo presentato i lavori che hanno fatto i ragazzi dello IED e dell'Università di Cagliari e la ricerca della IULM. C'è stato molto interesse da parte di un pubblico che in fiera è stato un pubblico tecnico di addetti del settore, e a Vinitaly Indie City abbiamo avuto invece un positivo confronto con i giovani studenti dello IUSVE, dell'Istituto Universitario Salesiano di Venezia, che è una sede a Verona. I nostri ragazzi dell'Istituto Europeo di Design e dell'Università di Cagliari hanno presentato 4 vini raccontandoli a modo loro. Devo dire che è stata un'esperienza accolta con successo dai giovani e dai meno giovani. C'è stato un confronto che sicuramente farà portare a casa delle ulteriori riflessioni rispetto alla comunicazione del Cannonau. Sono stati premi, menzioni come il miglior vino d'Italia, ma un vostro vino ha raggiunto un punteggio molto alto. Beh, abbiamo partecipato con grande felicità al progetto di Sardegna Ricerca Vino Giovane. È stato per noi un'occasione di crescita a lavorare con i giovani esperti di comunicazione delle università e dello IED. È stato anche personalmente molto divertente perché ho partecipato a uno dei loro lavori e crediamo che la Regione, Sardegna Ricerca in particolare, debbano andare avanti in questo settore. Per quanto riguarda invece la domanda sul vino, siamo molto felici perché il nostro Bovalis unico, il nostro vino del cuore che racconta Marmilla, quindi il nostro territorio del Bovale, ha ottenuto il punteggio più alto tra i rossi sardi, e quindi è uno stimolo a far meglio, che ci dà grande soddisfazione dal punto di vista dei numeri, ma soprattutto dal punto di vista della qualità delle presenze. È un appuntamento che ogni anno ci regala sempre grandi soddisfazioni. La Sardegna del vino cresce dal punto di vista vitivinicolo e c'è un grande riconoscimento da parte del pubblico nazionale e internazionale. Quindi possiamo ritenerci soddisfatti di questa edizione. Rientriamo in Sardegna carichi di idee e stimoli per portare avanti il nostro lavoro. Vinitaly all'insegna anche delle preoccupazioni, la situazione geopolitica, l'export, però il Vinitaly ha sempre non solo il suo fascino ma il suo perché, i fornitori, i rappresentanti, i clienti, ma soprattutto anche i riconoscimenti. Voi ne avete ricevuto 2 con dei punteggi molto alti. Qual è lo stato attuale anche della Sardegna dal vostro osservatorio? Diciamo che la Sardegna sta vivendo una fase di attesa, nel senso che tutti viviamo un po' con la preoccupazione di quello che sta succedendo nel mondo
È notizia della settimana scorsa dove si parla addirittura che mancanza di carburanti potrebbero portare a ridurre il numero delle navi, il che ovviamente per la Sardegna sarebbe un grosso problema serio, perché se ci viene a mancare il turismo per noi è un problema serio. L'appuntamento col Vinitaly è sempre un appuntamento molto importante perché fa rivivere quelle che sono le realtà che la Sardegna ha, le peculiarità che è in grado di produrre, portare avanti nel mondo, con i riconoscimenti che tante aziende, non solo Silvio Carta, hanno ricevuto quest'anno, ed è un'aspettativa positiva di quello che può essere il proseguo di quest'annata, insomma. Un Vinitaly che strizza l'occhio ai giovani, voi lo fate già da qualche edizione con i vostri prodotti che non sono quelli solo vitivinicoli ma anche i distillati. Ovviamente è una necessità seguire quello che sta avvenendo nel mondo, infatti noi quest'anno in questo Vinitaly stiamo presentando un aperitivo analcolico e un digestivo analcolico, perché è necessario andare a capire cosa sta succedendo nelle evoluzioni che il mondo del beverage sta subendo. Lo stand Sardegna della collettiva ha un nuovo stile, un nuovo design che ha aiutato anche un po' la fruibilità degli stand, questi tagli obliqui che permettono anche una profondità per trovare tutti i suoi colleghi. Sì, è molto più facile individuare i vari stand e hanno creato una buona eleganza. Quest'anno, come sempre facciamo dal punto di vista lavorativo, cerchiamo di concettualizzare quello che è l'esigenza importante del cliente rispetto a quelle che sono tutte la parte operativa dei vari segmenti, dall'area degustazioni con i sommelier, dall'area eventi che è il cuore pulsante dello stand, per dare spazio a tutti gli operatori che comunque sono altri piccoli nuclei che si muovono anche in modo autonomo. Quest'anno abbiamo aggiunto un'area che dà evidenza alle eccellenze della regione Sardegna con un'esposizione di bottiglie meravigliosa, e abbiamo inserito, giusto per assecondare questa nostra esigenza di far vivere un po' a 360 gradi questo ambiente, anche un'area olfattiva, mettendo in evidenza 4 fra i vini migliori che ovviamente presenziano in questo allestimento, quindi il Cannonau, il Vermentino, la Vernaccia e il Moscato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta.
Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirsu.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul. Dopo Amici fragili sull'incontro tra Fabrizio De André e Gigi Riva, Federico Buffa torna nell'isola con Otto Infinito, Vita e morte di un mamba, al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne della stagione di prosa del CEDAC Sardegna. Ed è sold out per il giornalista e storyteller, icona di Sky Sport, che racconta la storia di Kobe Bryant, una leggenda del basket. Sotto i riflettori Buffa rievoca la figura del grandissimo giocatore stella del basket mondiale e la sua straordinaria carriera nelle file dei Los Angeles Lakers. Otto Infinito, un titolo che rimanda al fatidico numero della maglia, ma anche alla visione dell'esistenza del protagonista, che fin da bambino aspirava all'immortalità, ed è il racconto di una vita intensa, proiettata verso il successo e tesa al superamento dei propri limiti, conclusa tragicamente per un incidente di volo. Federico Buffa, in uno spettacolo che non avrebbe mai pensato di fare, in risposta alla drammatica notizia della morte del campione, precipitato insieme alla figlia Gianna quel 26 gennaio del 2020, ricorda la personalità complessa tra luce e ombre di Kobe Bryant, l'indimenticabile Black Mamba, qualche analogia con la Dinamo in affanno, il rimpianto per un calcio ormai poco aspirazionale e il pensiero al prossimo spettacolo sul Grande Torino e quella amichevole con il Cagliari, fissata in quel tragico 4 maggio 1949, poi rimandata per volare a Lisbona da Ferreira. Se quel pallone fosse rotolato lungo il vecchio stadio di Via Pola, quale sarebbe stata la storia del calcio odierno? Kobe Bryant purtroppo mancò a causa di un incidente di volo. Questo ci fa tornare alla mente quel tragico 4 maggio 1949, quando perdemmo il Grande Torino, che per una sorta di sliding doors perse l'appuntamento con il Cagliari. Era previsto un amichevole, uno storico dello sport cagliaritano, Mario Fadda, ha compiuto una scoperta clamorosa, diciamo. Questo ti dice tantissimo di quella squadra. Cioè la squadra ha avuto... Io vorrei sapere da lei che parole, che musiche, che racconti, che parole userebbe per raccontare questo momento, questo atroce appuntamento col destino. È il prossimo spettacolo che facciamo e quindi secondo me non è tanto uno spettacolo legato allo sport, ma a un affresco dell'Italia post bellica. Il fatto che organizzassero questo tipo di partite è perché, per essere una squadra letteralmente leggendaria, all'epoca il numero di italiani che aveva visto quella squadra giocare era 300.000 persone in un paese di 50 milioni di abitanti, perché mica c'era la televisione, a Torino erano sempre quelli, poi andavano in trasferta, ma più o meno sono stati visti da pochi. Il ciclismo è diverso, li vedevi passare per la strada, qui dovevi andarci, quindi loro erano talmente dentro la ricostruzione del paese che chiunque poteva chiedere potreste venire qua a giocare e mediamente non diceva mai di no, comprendendo che ruolo avevano in quell'Italia. Federico, senta una richiesta dal basso. Noi per la terza volta non ci siamo qualificati ai mondiali di calcio. Se lei dovesse raccontare a un bimbo di 12 anni che di fatto non ha ancora conosciuto i mondiali, che parole, che musiche userebbe come i suoi storytelling? Cosa racconterebbe al bambino? Cosa si sta perdendo di questa narrazione? Te la giro dall'altra parte. Che cosa gli faresti vedere? L'Italia che vinceva o gli faresti un discorso sull'amore per il gioco? Tu cosa faresti?
Beh, l'amore per il gioco, che eroi racconterebbe di questi ragazzi che non si sono qualificati? Io penso, gli parlerei della storia dei mondiali, del ruolo che l'Italia ha avuto nei mondiali, e che se a 4 stelle qua ci sarà un motivo, e che ogni volta che l'Italia non si qualifica il mondo tira un respiro di sollievo, perché l'Italia è la classica squadra che se arriva sfavorita, e in questo caso arriva super sfavorita, diventa più pericolosa di quello che si pensi. La storia del nostro paese è quella lì, di questa squadra è quella lì, e quindi è doloroso vedere come però il calcio italiano non produca neanche vagamente i giocatori che produceva nel passato. L'ultima che ha vinto è quella del 2006, che è andata in parte al mondiale del 2010 e qualcosina al 2014, però in tutti e due quei mondiali sono usciti subito. Quella generazione non è stata neanche vagamente sostituita, quella dei Cannavaro, Totti, Del Piero e così via. Buffon non è stata sostituita. Vuol dire che c'è una crisi di vocazione? Sì, meno italiani giocano a calcio. L'altro giorno in un bar nella mia zona del Comasco sentivo 2 ottantenni che parlavano del Sinner, che a Indian Wells mi ha fatto bene, cioè non si parlava del Sinner 2 ottantenni in un bar qualche anno fa, adesso siamo lì. Quindi mi sembra di capire che lei pensi che il calcio di cuore non esista più, no, però se dovesse... Non ho detto questo, dico che manca un po' di vocazione. Una volta si voleva diventare calciatori, tanti, oggi c'è meno attrazione e ci sono meno posti disponibili ad alto livello per le scelte che sono state fatte, che paghiamo amaramente. Con una Dinamo Sassari che langue, però 2 lustri fa vinse lo scudetto. Possiamo dire che si avvalse in qualche modo della Mamba mentality, partendo dalla, così come Kobe Bryant partì, proprio dal... È un po' forzato, però è spettacolare. Innanzitutto, che analogia la possiamo riscontrare? Kobe era vivo, quell'edizione della Dinamo aveva tante risorse. Kobe potrà essere discutibile per certi suoi atteggiamenti, magari più fuori dal campo che in campo, ma non è discutibile su nessun argomento sul fatto dell'impegno che ha messo in tutto quello che ha fatto ogni giorno della sua vita. È proprio una scelta di esistenza che rende impraticabile il rapporto con lui, è troppo avanzato e non, come tutti quei tipi di soggetti, non ha pazienza. Però oggettivamente giocarci insieme era un problema, ma non c'è un singolo compagno di squadra che non abbia avuto ammirazione per lui, perché lui, indipendentemente dalle condizioni fisiche, giocava. E quella Dinamo era una squadra che aveva quello spirito lì, indipendentemente dalle condizioni fisiche. Io ho capito che questa è una cosa che passa una volta in una storia, e io do il 100%, è quello anche che ho di più. L'ultima volta che lei è stato in Sardegna a teatro ha portato Amici Fragili sul rapporto... Che è stato qua, sì. Esattamente, sul rapporto tra Faber e Gigi Riva. C'è stato qualcosa che lei ha scoperto di Gigi proprio in quel frangente, proprio costruendo il suo storytelling musicale? Innanzitutto ti chiederei di usare i plurali, perché non è che faccio io, facciamo, sono sempre un lavoro di ensemble. Sì, tante cose, quando tu ricerchi, incontri pietre che non sapevi ci fossero sul cammino, e poi magari conosci qualcuno che ti dice una cosa che non conoscevi, e tu, se puoi, cerchi di farla entrare da qualche parte in uno spettacolo che magari è già scritto. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Da oltre 50 anni, Publi A Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publi A Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu.
Zuentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valeria, a te che piace il calcio di una volta, quello attuale qualche volta ti fa venire un pochino così di rammarico perché hai conosciuto un Cagliari che era fatto da grandi campioni. Oggi è qui con noi e lo ringraziamo David Suazo, 102 reti, le 22 marcature in Serie A che posero fine al regno di uno grandissimo come Gigi Riva. David, ben trovato. Grazie Mario, è sempre un piacere, dai, parlare di calcio fa piacere, è da un po' che non lo facevo e poi se dobbiamo parlare del Cagliari ancora sono molto più contento. Ecco, questo Cagliari che ha un po' sofferto, poi è partito, pareva aver fatto quelle 3 vittorie con Juventus, Fiorentina e Verona, poi è successo qualcosa, al mercato è andato via Luperto, si sono create delle cose, tu ne hai visto tante con la maglia rosso-blu, come si reagisce, come ci si mette in piedi, cosa ha dovuto fare Fabio Pisacane per provare a chiudere il gioco salvezza? Penso che in questa è una storia un po' particolare, quelle vittorie hanno fatto sì che il tifo si sentisse che dovessimo fare un campionato lì su, però noi sappiamo benissimo qual è il percorso del Cagliari, qual è la realtà del Cagliari e penso che qua la società è stato bravo comunque a mantenere la parola data, no? Di continuare con il mister, perché alla fine l'ossatura forte c'era, tanto quando ha recuperato Mina, comunque un pilastro importante, e poi in mezzo al campo a dopo mi piace come è cresciuto e poi Esposito, comunque sono quelle figure importanti e la scoperta di Palestra io credo che è stato il punto forte, penso che lì il direttore Angelosi ha fatto una bella, come sia arrivato il ragazzo non so, ma merito bisogna darle anche al direttore perché questa è stata una scoperta bellissima, intanto se ne parla tantissimo a livello internazionale, nonostante a livello italiano, perché si dice dell'Inter, si dice della Premier e sai, questa ossatura così fatta ha aiutato e il risultato, quelle vittorie con le squadre importanti ha aiutato e poi quando ha dovuto fare il polso l'ha fatto bene che è l'incontro diretto con la Cremonese, allora tutto sommato quelle 4-5 partite che non si facevano risultati, con quella ultima si è riuscita a respirare un po'.
Ecco, secondo te quale sarà la soglia salvezza? Un po' in tutta Italia si dice 35-36, forse non bastano, come la vedi tu? E ti chiedo, stanno soffrendo, oltre a Verona e Pisa, che ormai manca la matematica per dire che siano fuori dalla Serie A, stanno soffrendo dietro il Cagliari, Lecce e Cremonese. Come la vedi? Quale sarà la terza candidata alla B? È quello, o sea, come dici tu, è per quello che il Cagliari non deve essere rilassata, anche se 6 punti sono 6 punti. Stiamo parlando che con la Cremonese sarebbero 7, o sea, comunque sono 3 partite che devi perdere. Io credo che sia fatto un buon passo in avanti, ma bisogna essere un po' scaramantico, no? Però qualche risultato in più bisogna farlo, però penso che il Cagliari può comunque giocare e vedere dietro Lecce e Cremonese. Quello penso che è stato un passo importante. Non dico guarda, è stato talmente gli ultimi anni ridicolo perché non ti potevi salvare a 33 punti, perché è ridicolo. Quando giocavamo noi, se non ne facevi 40-42 retrocedevi. Vedere adesso che Cagliari con 33 punti è quasi salva, capito? Quasi salva, non è detto, però penso che questa volta si alzerà un pelino la quota salvezza. Invece la tua Inter, insomma, dicevamo di questa rimonta straordinaria col gioco, con le reti contro il Como, che la squadra, l'hai sottolineato fuori intervista, una delle migliori del campionato, una sorpresa questa di Fabregas, che chiaramente rimane capace di saper assemblare giocatori forti, perché senza i giocatori con l'alta qualità tecnica è difficile essere bravi anche da allenatori. Ecco, l'Inter è la squadra che merita lo scudetto? Il risultato lo dicono, Mario, ha dimostrato, anche se, come dicono, non ha vinto contro le grandi. Alla fine quella che ti danno il campionato sono i punti in più che puoi fare, e l'Inter ce li ha tranquillamente. L'Inter ha dimostrato, per vincere il campionato bisogna fare i gol e l'Inter li ha fatti, non è per niente che ha il capocannoniere del torneo. Perende ha dimostrato che si merita il posto dov'è. Poi è la squadra, chiamiamola più matura, perché ha un'ossatura di che 4-5 anni che giocano insieme. Barella è lì che è un simbolo, che è bello vedere un ragazzo che è uscito dal settore giovanile dal Cagliari arrivare a una squadra importante e essere capitano di questa squadra. Io penso che è un motivo di orgoglio per tutto il popolo sardo, e ovviamente quando uno tifa una squadra così che vinca il campionato come lo sta vincendo, penso solo ad applaudire. Allora chiudiamo con un po' di ricordi. Il giocatore più forte con cui hai giocato al Cagliari e quello con cui hai giocato all'Inter? Guarda, al Cagliari indiscutibilmente Gianfranco, por tutto, por lo che si è creato. Gianfranco Zola. Gianfranco Zola, ovviamente. E all'Inter? E all'Inter io posso dire che Ibra è quello che mi ha creato un impatto importante. Invece quelli che hai incontrato più forti, dimmene un po' due. Hai giocato in Portogallo, hai giocato in Italia, hai giocato con la nazionale dell'Honduras. Quali sono i più forti che dici, caspita, quanto è forte questo? Io ho avuto la fortuna di vedere uno dei centrocampisti più forti a Cagliari che ci ha lasciato, che è Fabian O'Neill. Io sono cresciuto vedendo Fabian. Poi con il Cagliari ho avuto... Io ho la maglia di Ronaldo, il fenomeno, cioè, capito? Ho giocato con lui, sono riuscito a giocare contro Maldini. Ovviamente aveva 36 anni, sono riuscito a giocare contro Maldini. Ma gli sei andato via? Aveva 36 anni, io ero un ragazzino, sai, all'Inter c'era Roby Baio. Io ho giocato con queste persone, Roby Baio. Poi ho andato in nazionale, ho trovato Marquez, Rafa Marquez, poi arrivo al Benfica, mi tocca giocare, gioco con Di Maria,
che aveva 20 anni, David Luiz che aveva 22 anni, e Luisao, Aymar. Io, grazie a Dio, ho avuto questa fortuna di giocare con 2 giocatorini, possiamo chiamarli così. Giganti. Passiamo dal cannoniere e chiudiamo al papà, a David, papà di Gabriel e di Edoardo. Dove sono i tuoi figli? Cosa c'è di te? Cosa ti auguri? Intanto sono contento, ringrazio Dio per questa benedizione, sono 2 ragazzi splendidi. David ha fatto un percorso bellissimo, perché lui è di quei percorsi che sono duri, tosti, faticosi, perché passando dell'eccellenza, poi il settore giovanile del Cagliari, passando per l'eccellenza, non giocando in eccellenza, andando al Monastir per giocare in Serie D, improvvisamente giocando in Serie D con il Monastir fa un bel inizio del campionato, facendo 4 gol, improvvisamente si incontra a giocare in Serie C. Sicuramente per lui è stato un traguardo importante. Vederlo giocare ad Altamura in Serie C per me è stato una cosa bellissima e penso che lui si senta orgoglioso di quello. È quello che le dico, tu devi essere orgoglioso di quello che hai fatto perché te lo sei guadagnato. E l'altro, il più piccolo, ovviamente ha avuto un percorso più, chiamiamolo più lineare. Lui dal Cagliari ha avuto un percorso alla Juventus, dopo adesso è a Braga, dove sta giocando in Portogallo, dove sta giocando tranquillamente nell'Under 19 e anche a lui auguro che possa fare il suo cammino e possa dire la sua anche lui. Sono veloci come il padre? Vanno tutti e 2, ovviamente io sono più veloce di tutti e 2. Quello, il primato ce l'ho. In bocca al lupo Davide, grazie. Crepi, un abbraccio. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.